Sei anche più sicura. Più sicura. Siamo stenti. Perché il problema sono sempre gli altri. La cavolata. Purtroppo sì. No, cioè... ma mi piace in montagna, ma in montagna e alcune per dirti i colli no. Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati come sempre. Piacere di avere qui con noi in studio Maurizio Antonini, che è il direttore di CIA Veneto. Ben ritrovato. Grazie e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, con il nostro ospite parliamo delle istanze che la CIA Agricoltori, l'agricoltura poi sostanzialmente, perché credo, adesso mi darà conferma il direttore, che certe esigenze, certe dinamiche problematiche siano comuni a prescindere dall'appartenere o meno a una determinata categoria, mi pare di aver capito. Cioè quando c'è una dinamica in agricoltura, che tu sia CIA, che tu sia un'altra associazione, quella è. Che vengono fatte a coloro che, a prescindere dall'appartenenza politica, andranno a prendere in mano le redini della regione. C'è stato fatto anche un momento di incontro, ce ne potrebbero anche essere altri, compatibilmente con gli impegni dei candidati, però sostanzialmente quello che è importante è capire che cosa vi sta particolarmente a cuore. Cioè a cuore, è importante, su cosa è importante intervenire, vero direttore? Assolutamente sì, lo dice il titolo, agricoltura al centro. Noi abbiamo pensato di mettere a disposizione dei candidati presidenti ma anche dei consiglieri regionali le nostre proposte politico-organizzative per mettere l'agricoltura al centro delle proprie politiche, quindi un settore primario come quello dell'agricoltura, un settore determinante e importante. Ricordiamo sempre 67.000 sono le aziende agricole del Veneto, di cui coltivano circa 800.000 ettari di terreno con un fatturato complessivo che supera gli 8 miliardi, quindi un settore estremamente importante che ha necessità di avere una particolare attenzione da parte dei nostri politici regionali, ma anche ovviamente nazionali, ma anche europei. Quindi l'agricoltura è un elemento importante, è un dato importante, è un settore strategico per le politiche e noi pensiamo che questo sia importante oggi, mettere al centro l'agricoltura e mettere al centro anche le nostre proposte politiche su questo. Bisogna agire sempre a livello preventivo. Io direi uno dei primi elementi che voi avete portato sempre all'attenzione della politica quando ci siete riusciti, poi bisogna vedere le risposte che ci sono state, è che a livello fattuale non sembra particolarmente il risultato ottenuto, il consumo di suolo, e poi annesso a questo c'è la questione del fotovoltaico. Io poi le chiederò una piccola parentesi sull'agrovoltaico perché alcuni nostri telespettatori ci hanno sollecitato. Allora, ci dica questa questione. Guardi, sulla questione del consumo del suolo noi siamo molto arrabbiati, noi e anche le altre organizzazioni su questo. La regione Veneto è la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per consumo di suolo. Ma non c'era stata una legge? C'è una legge
regionale, però alla legge regionale ovviamente se questi sono i dati qualcosa non va e quindi si deve intervenire. Noi abbiamo chiesto invece che ci sia una legge nazionale su questo in cui determini l'effettivo scostamento del consumo del suolo. Basti pensare che molti paesi e molti comuni superano quasi il 30% della SAU complessiva del territorio complessivo in urbanizzazione. Non è concepibile una situazione di questo tipo e non è concepibile che ogni anno si consumi centinaia, se non decine di centinaia di ettari di terreno di urbanizzazione. Noi abbiamo necessità di avere terreno agricolo, terreno importante per le produzioni, ma non solo. Ricordiamo che il terreno è importante anche per il paesaggio, è importante anche per l'ambiente e per tutto quello che ci circonda. Quindi noi abbiamo necessità di avere questo e di avere le nostre aziende che coltivano questo. Il fotovoltaico che si cerca un po' di diffondere ovunque, siete favorevoli oppure no? Dove e che differenza con l'agrovoltaico? Beh, guardi, sulla questione del fotovoltaico a terra, noi diciamo sempre che il fotovoltaico è importantissimo, intanto lo mettiamo sui tetti, sulle aree dismesse, sulle ex cave, sui terreni che non sono oggi agricoli, quindi individuiamo già delle aree ben precise. La normativa regionale su pressione di CIA Agricoltori Italiani ha individuato anche delle aree idonee per quanto riguarda il fotovoltaico e hanno individuato anche delle aree in cui non è possibile oggi fare fotovoltaico a terra e quindi il fotovoltaico a terra noi diciamo di no, grazie, diciamo sì invece a un fotovoltaico concepibile con la sostenibilità ovviamente del terreno. Per quanto riguarda l'agrifotovoltaico è una cosa diversa. Che cos'è? Spieghiamolo. L'agrifotovoltaico sono dei pannelli situati nei terreni agricoli che hanno un'altezza minima di 2,5 metri, 3 metri, in cui sotto il fotovoltaico questi pannelli si può coltivare. Quindi è in fase ancora di sperimentazione, in fase di valutazione. Su questo noi stiamo valutando insieme anche con dei studi specifici che CIA Agricoltori Italiani sta facendo anche a livello nazionale per capire se effettivamente l'agrifotovoltaico, quello superiore, quindi la possibilità di coltivare del terreno agricolo sotto i pannelli solari è possibile e concepibile con un'attività agricola. La criticità quale potrebbe essere eventualmente? La criticità potrebbe essere che sotto i pannelli fotovoltaici non è possibile la coltivazione completa di terreno agricolo, quindi ecco su questo... Quindi diventerebbe solo parziale. E quindi diventerebbe parziale, quindi su questo noi siamo un po' preoccupati, ma voglio dire, la scienza, lo studio e la valutazione di questo penso che siano gli elementi in cui oggi ci devono portare anche a fare delle riflessioni importanti, perché oggi vi è necessità di avere un'energia rinnovabile, l'energia del fotovoltaico, penso che sia una delle strade corrette e concrete. In questo ambito che cosa chiedete voi, cosa chiedereste alla politica? Beh, in questo ambito chiediamo che anche la politica dica no al fotovoltaico a terra, dica sì all'agrifotovoltaico con eventuali valutazioni e modifiche nel caso e quindi una commissione particolare, uno studio specifico su tutto quanto questo penso sia importante. Alla politica chiediamo intanto che i pannelli fotovoltaici vengano appunto inseriti in quelle aree oggi non idonee per l'attività agricola, in quelle aree oggi dismesse per l'attività agricola anche nei capannoni e anche in questi siti particolari. Sì, perché una legge adesso non c'è. Una legge regionale c'è anche su questo che regola in parte su questo, ma vede, noi su questo dobbiamo intervenire e stare molto attenti perché oggi vediamo invece che ci sono molte autorizzazioni sul fotovoltaico a terra e quindi questo noi preoccupa maggiormente e in maniera molto preoccupante su questo. La Regione si deve esprimere in maniera corretta e concreta su questo. C'è la questione della fauna selvatica, è un altro tema. Qui che cosa c'entra la politica e che cosa chiedereste? Perché c'è una normativa. Sì, ma guardi, su questo dobbiamo tutti far squadra. La fauna selvatica è un problema non solo per gli agricoltori, ma è un problema anche per la comunità complessiva, perché oggi vediamo che i cinghiali o anche altra fauna selvatica sta creando grosse difficoltà anche ai cittadini. Quindi noi chiediamo che ci sia una rivisitazione completa della 157 che dia la completa deve essere rivisitata. Assolutamente sì, vedi, noi abbiamo necessità che oggi la fauna selvatica non sia un problema, ma potrebbe essere anche una valutazione diversa e quindi noi dobbiamo gestire la fauna selvatica. Noi non possiamo pensare
avere, o meglio non sapere quanti cinghiali oggi ci sono nel Veneto, e soprattutto quando parlo nel Veneto parlo anche delle aree nostre qui di Padova, nei Colli Euganei. Non è possibile sapere questo, non è possibile oggi pensare che con 1500 catture che si fa all'anno risolvere il problema della fauna selvatica. Si deve intervenire con politiche adeguate di gestione della fauna selvatica. Non solo i cinghiali sono un problema anche i lupi, sono un problema anche, non riguarda la fauna selvatica ma riguarda le categorie aliene, diciamo, la cimice asiatica, ma anche altre categorie aliene, il granchio blu per primis, che stanno creando difficoltà su tutto questo, e quindi ci deve essere una regolamentazione su questo. E su questo, guardi, l'altro aspetto importante sono i rimborsi. Gli agricoltori stanno subendo grossi perdite per quanto riguarda la produttività dei loro prodotti a causa di attacchi sia nei lupi, nel caso in cui l'attacco sia negli allevamenti, e nei cinghiali per quanto riguarda proprio un problema di terreno, ma anche un problema dei viticoltori, ma non solo, anche di orticoli. Ecco, noi abbiamo necessità che ci siano anche dei finanziamenti completi su questo. Oggi solo il 20% del danno complessivo viene dato agli agricoltori. È inaccettabile una situazione di questo tipo. Non è possibile che la fauna selvatica sia a capo degli agricoltori, che oggi svolgono un ruolo importante in quei territori, in quell'ambiente. Scusate, saranno sostenibili i pannelli dell'agrofotovoltaico, ma di certo alterano il paesaggio, che proprio voi vi sentite paladini. Come la mettiamo? Il nostro telespettatore ha perfettamente ragione, questa è una delle nostre preoccupazioni. Quindi vede una legge in cui determina il posizionamento dei pannelli sia fotovoltaici a terra ma anche dell'agrofotovoltaico, dà quella risposta. Non è possibile oggi pensare dell'agrofotovoltaico nei Colli Euganei, non è possibile l'agrofotovoltaico nei parchi, non è possibile l'agrofotovoltaico lungo le riviere del Brenta, per dire. Non è possibile distogliere l'agrofotovoltaico in quel paesaggio, in quel territorio che noi oggi vogliamo proteggere. Quindi anche l'agrofotovoltaico deve avere delle norme chiare e degli elementi decisivi per quanto riguarda il rispetto, anche per quanto riguarda l'ambiente e il territorio. Assolutamente. Io immagino magari dei campi di pannelli di agrofotovoltaico lungo le autostrade, cioè diventa un po' sconcertante. Assolutamente. Solo un breve cenno, perché giustamente coloro che sono del settore pesca ci hanno sollecitato a parlare della pesca, non è questo il tema e il luogo, ma lo faremo in una trasmissione specifica. Solo una cosa, lei ha citato la cimice, però c'è anche specie aliena. Il granchio blu? Esatto, il granchio blu, anche lì i risarcimenti sono arrivati. Cosa chiedereste alla regione? È impossibile. Cioè, è arrivato qualcosa, cioè, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quasi 3.000 pescatori che oggi non hanno più un lavoro, e sono 3.000 famiglie. E di questo dobbiamo parlare. C'è una situazione di non si è risolto il problema, non se ne parla più. Non è risolto un problema, si stanno cercando delle soluzioni, ma oggi è un grosso problema. Nel momento in cui un pescatore non fa più il pescatore, cioè voglio dire, è come un agricoltore non fa più l'agricoltore, cioè rimettere in campo i pescatori, rimettere in campo gli agricoltori diventa difficilissimo, e quindi noi dobbiamo oggi intervenire almeno dando la possibilità di un minimo di reddito a questi pescatori che non hanno più la possibilità di fare il proprio lavoro. E questo è l'aspetto negativo che abbiamo. Poi qua tutti stanno giustamente lavorando per dare delle risposte concrete ed economiche concrete al settore, ma è una situazione difficilissima. Ma allo stato attuale, per informare, siccome quando adesso non se ne parla, c'è stato il momento in cui se ne parlava continuamente, poi adesso è un momento di quiete, allora molti ritengono forse i non addetti ai lavori. Il problema è stato risolto. In realtà è stato risolto o no? Assolutamente no, non è stato risolto assolutamente, perché comunque c'è un'invasione del granchio. Continua quindi l'invasione? Assolutamente sta continuando l'invasione del granchio blu. Tra l'altro oggi alcune cooperative stanno valutando la possibilità di utilizzare il granchio blu per l'alimentazione animale. Come mangime, vero? Sì, ma voglio dire, di cosa anche qua, assolutamente sì. Necessario questo, ma dobbiamo capire la redditività che ha tutto quanto questo per quanto riguarda quella cooperativa e quel settore. Oggi il granchio blu è un grosso problema per quanto riguarda la laguna veneta e per quanto riguarda i veneti. L'altra questione è quella dei consorzi di bonifica. Consorzi di bonifica e quindi anche il suolo, la tutela del suolo. Cosa chiedereste? Guardi, cosa sollecitate voi, il governo regionale, in questo riguardo? Sollecitiamo il fatto che ci sia una presa di posizione chiara e concreta.
Gli agricoltori sono i custodi del territorio. Gli agricoltori oggi, essendo custodi del territorio, hanno la necessità della governance dei consorzi di bonifica. Vede, il 14 dicembre andremo a votare nel consorzio bonifica Brenta, in cui le organizzazioni agricole presentano la propria lista, agricoltori italiani insieme con... Cioè il 14 dicembre ci sono Sì, le perché il elezioni. consorzio Brenta è stato commissariato in quanto c'è state delle difficoltà dopo elezioni del 14 dicembre del 2024. Quindi coloro i cittadini, tutti coloro che sono coinvolti si devono ricordare. Sì, l'Alta Padovana più una parte del Vicentino su questo, il consorzio Brenta che va... E quindi noi presenteremo una nostra lista in cui mettiamo al centro gli agricoltori, la governance deve andare agli agricoltori. I consorzi di bonifica sono strumenti importanti per il nostro territorio. La gestione dell'acqua, la questione idrogeologica, ma non solo, ma anche il problema che noi abbiamo di tanta acqua quando viene tanta e quindi la possibilità di tenerla bloccata per dare la possibilità dell'irrigazione, i consorzi di bonifica sono in prima persona di fronte a tutto questo e quindi noi chiediamo che ci siano date risorse e finanziamenti importanti ai consorzi di bonifica. Vede, oggi non abbiamo un fondo di investimento su questo e noi pensiamo che questo sia importante che la Regione Veneto istituisca non solo nelle emergenze ma istituisca in maniera permanente un fondo di investimento che diano la possibilità ai consorzi di bonifica fare investimenti concreti per quanto riguarda i canali idraulici ma anche per quanto riguarda eventualmente canali di laminazione o momenti in cui c'è la possibilità di sbarrare l'acqua. Quindi la tutela dell'acqua e del territorio penso siano importanti settori che il Consorzio di bonifica deve fare e penso che su questo gli agricoltori hanno la necessità e possibilità della governance e quindi governiamo dal basso questi strumenti importanti. Che cosa potrebbe fare la Regione a questo riguardo? Stanziare dei finanziamenti adeguati ai consorzi di bonifica per fare le proprie opere. Chiaro. Interrompiamo un attimo, poi ritorniamo naturalmente insieme, voi mandate i vostri messaggi per le eventuali osservazioni o domande, approfittatene tra poco.